Viviamo nel terrore, nell'angoscia, perché qui la gente ha anche paura a uscire, addirittura ha paura di vivere qui dentro. Certi personaggi sono entrati anche di notte nel nostro condominio, passando per i garaggi sotterranei, e ce li siamo trovati in piena notte. Addirittura qualcuno gli hanno suonato il campanello e bussato alla porta alle 3 di notte. La paura di ritorsioni è grande per questa residente di un condominio di via Maroncelli che si affaccia su Piazza delle Forsizie, e così preferisce non farsi riprendere dopo le minacce ricevute dai ragazzi di una baby gang che da tempo imperversa nei giardini tra i condomini. I residenti da ormai 3 anni sono ostaggio di questi ragazzi che passano l'intera giornata facendo rumore, sporcando e anche minacciando in caso di rimprovero. L'estate scorsa, la mattina presto, mi sono aperta la finestra e mi sono trovato un bel lancio di uova sul terrazzo, quindi pulisci, fai briga. Ecco. Che vi minacciano anche se voi li Certo, rimproverate. ci minacciano, non possiamo parlare di niente né con le buone, ho tentato io personalmente con le buone, e né con le cattive. Ci rispondono: qua facciamo quello che vogliamo. Rumori a tutte le ore, anche danneggiamenti come ritorsioni. Una volta sono state danneggiate le cassette delle lettere, spesso urinano vicino alle porte d'ingresso. Tocca stare con le finestre chiuse, non posso prendere aria. Se intervengo mi minaccia, il magazzino minaccia, mi sono calmato addosso. Per i residenti non c'è più serenità, le chiamate alle forze dell'ordine sono continue, sono state inviate lettere al comune, alla questura e al prefetto. Una sola volta il prefetto, che appena si era insediato, ha mandato 2 pattuglie, va bene, a controllare e a sapere com'era la situazione. Sono venuti su in casa e hanno capito che qua la situazione non è così piacevole. I residenti dei condomini di via Maroncelli denunciano quotidiani episodi di spaccio e microcriminalità tra i giovanissimi e chiedono che anche il sindaco Giordani venga a vedere la situazione. Usano coltelli e molto di più, perciò noi non possiamo dire niente. Quando noi abbiamo parlato, non le dico quello che a me personalmente hanno detto, perciò queste panchine il comune, il sindaco le deve fare assolutamente togliere. L'ex consigliere comunale Luciani propone una soluzione. Bisogna che gli enti preposti intervengano. Qui le proprietà sono di Atra, del comune di Padova, e devono inibire l'utilizzo di questa area qui al pubblico. Oggi questa area qui è fruibile da chiunque. Io ritengo invece che sia assolutamente sbagliato.